E bentornati a questa grande diretta. Purtroppo, e dico purtroppo, è Capodanno per tutti. Io non ho una regia durante Capodanno. E cosa è successo? È successo che io ho trasmesso per 23 minuti senza microfono. Ma che bello! Ma la regia mi chiama, questo è il bello, mi chiama e mi dice, dico, guarda che stai trasmettendo senza microfono. E dico, ho appena finito la diretta, adesso me lo dici? Cioè io ho trasmesso 23 minuti senza microfono. Ma sono bravissimo, cioè vabbè, è Capodanno per tutti, io sono stanchissimo perché, vabbè, sto a fare una roba da solo incredibile, ma lasciamo perdere, ricominciamo tutto da capo perché insomma non voglio proprio fare una schifezza così a Capodanno, quindi ripartiamo, tanto comunque io dovrei partire alle 23 da qui per andare a fare la diretta invece per Capodanno in Prato a Valle e sarò un po' stanco effettivamente, ma lasciamo perdere. Allora, io adesso vediamo se riesco a trovarmi, ecco, adesso dovrei essere tutto in ordine, sto controllando, voglio controllare, lasciatemi controllare perché se sbaglio un'altra volta mi sparo, cioè è inutile, non vado neanche più a farle certe cose se so che fanno schifo. Ok, mi pare che sia tutto in ordine, meglio aprire una nuova scheda e andare anche qui a vedere se è tutto in ordine. Ad ogni modo, prima stavo parlando con voi, ma tanto non mi sentivate, del terrorismo mentale che si faceva a Capodanno sui giornali per dire ci sarà pieno di polizia, di grandi cose di qua, di là, di su, di giù. Allora io parlo per Padova, è venuto fuori questo articolo. Allora, rischio attentati a Capodanno, Santo e Prato, sorvegliati speciali. Allora, cioè, rischio attentati a Capodanno, vabbè. Cioè, è proprio come l'hanno messo che ti ispira proprio il terrorismo mentale. Secondo me era meglio dire state attenti, ci sarà un po' di più di polizia, d'accordo, e questo va bene. Poi loro si sono messi a fare con un assistente capo e con un povero agente una sfilza di foto, 32 foto per far vedere che andavano in giro per la città. E la 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 la, tralala, che bello, vero? Andare in giro per la città, non hai altro di meglio da fare, cioè, vabbè. E così, insomma, va. Anche per loro, vabbè, non importa, poveretti. Allora, adesso andiamo avanti con le altre notizie perché le stavo leggendo velocemente. Cosa cambierà? Cambierà qua a Padova il giro degli autobus perché effettivamente poi avremo gli autobus che sono stati rimodificati in un altro giro e le solite risse da Far West in stazione, vedo qua sulla pagina del mattino. E vabbè, insomma, le solite cose un po' così noiose. Allora, passiamo alla parte più divertente. Gli eventi di questo Capodanno ve li stavo elencando prima, ma non mi ascoltavate, vero? Non mi stavate ascoltando. Quindi mi tocca ricominciare tutto da capo. Allora, questo Capodanno qui. Allora, gli eventi migliori sono Capodanno a Padova con Cancaro Man. Non ve lo potevate perdere perché era quest'oggi alle no, partiva alle 12 e finisce alle 23. Minchia, che cazzo dovete fare? Dovete andare in cerca tappeto, ricerca tappeto. 1700 persone interessate, 617 partecipanti. Questo mi sa che è l'evento che ha ricevuto un po' meno persone, ma dopo tutto è Padova, per Padova, un evento per Padova, quindi può anche starci, mentre gran gettonato, possiamo dire così, è il veglione di Capodanno a casa del Cardinal Bertone, 72.000 interessati, 181.000 partecipanti, Ostega, e quindi insomma un bel po' di gente, un po' di gente. A seguire abbiamo il Capodanno alternativo all'Autogrill di Rovigo, bello anche questo. Secondo me, come ho già detto, ci sarà più stampa che persone, perché saranno tutti là, adesso arriveranno, facciamo le foto, facciamo le interviste, e poi
Buongiorno, cosa state facendo qua? Stiamo aspettando che arrivino tutti. Vabbè, ma amico, sarà resto autogrill. Oh, ciao, arrivederci. E stanno là, Alfredo. No, secondo me qualcuno ci va, per carità. E qui interessati 44.000 e 21.000 partecipanti, se no bello anche Capodanno nel vagone di seconda classe di Trenord. E prima stavo facendo un discorso interessante che tanto nessuno ha sentito, che bello, sul fatto che praticamente sulla descrizione c'è scritto evento unico, non badate alle solite feste. Trenord vi invita a passare questo Capodanno 2014. Ora io non so chi sia l'organizzatore, cioè lo so perché lo vedo, ma caro organizzatore, siamo nel 2015. O ti ho aperto un mondo adesso, perché dicono per strada, aia, ho appena dato una gomitata contro il muro, perfetto. Quindi anche qui 5.200 interessati, 1.600 partecipanti. Una cosa abbastanza piccoletta anche qui, dai, facciamo finta che sia piccoletta, non è vero, mi sa che alla Trenord o agganciano più vagoni o sono un po' così. E poi il migliore, passare il Capodanno nel reparto surgelati dell'S Lunga di Rovereto. Allora, io non so se sono antiquato, qui a Padova non sono mai andato a un S Lunga, non so neanche se ci sia, però francamente io ero rimasto che la S Lunga vendesse mobili, da quando si è messa a vendere pure robe da mangiare. Boh, vabbè. E se volevate, secondo me, per questi 14.000 interessati e 5.700 partecipanti, se volevate andare a rinfrescarvi al reparto surgelati, ma non serviva, basta che uscite, cioè c'è un freddo becco fuori, c'è un freddo becco. Allora, quindi adesso andiamo in Prato da Valle, speriamo, perché questa sarebbe sto rifacendo, riassumendo quello che ho detto in 23 minuti prima, senza microfono, ma che genio. Ma il bello è che io qua il microfono ce l'ho, allora qua non funziona più niente, ok? Però qui adesso stava funzionando tutta alla perfezione. Cos'è che è andato storto? L'hangout di Google. È Google che ha messo come predefinito di non far partire il microfono. Ora io non è che me ne stavo a accorgere perché ero pure in ritardo, quindi sono andato direttamente là. E vi riassumo che mi hanno telefonato e mi hanno detto: ehi, guarda che sei senza microfono, fai uno schifo totale perché la gente vede uno che parla, che muove le labbra, bello, muove la testa, capoccia, ma non capisce un cazzo di cosa dice. Applausi per me, dai. Applausi. Quindi, sperando di non trovare tutti parcheggiati uno sopra l'altro, andando in Prato e anche tornando, perché come ogni anno quando vai in Prato della Valle qui a Padova dovete sapere che vabbè, Padova è una città medievale, quindi un po' diciamo ancora con queste strade, e tutti vanno a parcheggiare dentro il centro storico per andare a vedere i fuochi il più vicino possibile. Sembra che vogliono entrare dentro l'isola Memmia con la macchina e tanto vale che ci entrino proprio dentro e boom, durante lo spettacolo saltino in aria con i fuochi, che tanto farebbero un favore al mondo, tutti questi automobilisti. E alla fine, quando io me ne devo andare via, perché io devo correre via perché ho da montare subito la differita dei fuochi, cosa succede? No, che me li trovo tutti parcheggiati dappertutto, sul marciapiede, sopra i lampioni, a destra, a sinistra, traffico che non si passa. Io sono un ciclista e non riesco a passare nella strada, addirittura le piste ciclabili sono invase da macchine. Io una volta ho provato a documentare, ho finito prima la batteria della telecamera che sia riuscito effettivamente a documentare il quanto stava accadendo, però vabbè, insomma, l'anno prossimo, anzi no, dai, dopo documenteremo assieme qualche cafonaggine di qualche automobilista. No, se volete vedere qualche cafonaggine di qualche automobilista, vi ricordo brevemente, promo, che su Ciclista Italiano, che è un canale del nostro gruppo, uscirà a gennaio una classifica dei peggiori automobilisti che parcheggiano qua a Padova e provincia. State temendo di esserci anche voi? Tranquilli, tanto le targhe sono oscurate, il resto va ai vigili. Ops, piccolo problema, dai. Allora, continuiamo. Allora, stavo dicendo che andremo in Prato alla Valle. Spero anche quest'anno che non ci siano i droni, ma di norma a Capodanno non ci sono, o forse sì.
Non c'è tanta gente, come ho già detto, rispetto a quella che ci sarà per la polizia. Secondo me di polizia ci saranno, se a Charlie Hebdo ce n'erano, quanto avevo detto, una camionetta, vabbè, questa volta ci saranno 50 agenti per 49 persone, di cui 5 gatti. Non so se l'avevo detto prima o l'avevo detto, no, nel senso prima quando non sentivate, o adesso quando sentivate e mi sto ripetendo. Io sono molto ripetitivo, non importa perché tanto dovete passare il tempo se siete qua a guardarmi. Io no, non devo passare il tempo, anzi ho fretta e alle 23 devo tassativamente dare la linea alla terza parte della grande diretta e avremo forse problemi perché io sono in diretta adesso e non sto organizzando di là la cosa. Sarà un macello, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Come sono andato prima in diretta senza microfono, adesso sarà un macello perché... Ma perché? Ma ditemi voi perché io ho parlato 30 minuti. Sono stupido, povero me, povero me. Allora vi stavo anticipando anche prima cosa succederà un pochetto nel 2016, ovvero questo è il copione che mi sto imparando per le prank e per anche la Lee Wright Challenge che faremo, che vi vado a spiegare però dopo. Adesso vi sto solo dando stuzzichini perché dopo ve ne parlo, sperando che la diretta vada bene. E allora, stavo dicendo anche le alternative in TV, non so se ve l'ho già detto anche a voi. Io sto continuando a guardare sta roba perché ho gli schermi, ho tutti... Adesso voi non vedete perché ho la telecamera. Qua ho tutti degli schermi che mi fanno vedere le varie trasmissioni una dopo l'altra. E continuo a vedere sti qua, mamma mia, mi fanno venire, pare di essere a refettorio. E vabbè, meglio guardarsi allo specchio, va là. Ciao Diego, sempre in diretta. Allora io vi saluto a questo punto, noi ci vediamo nel 2016 a Luna con la diretta per i fuochi invece di Londra su YouTube Red. Spero che questa volta sia andato bene, non mi hanno telefonato, spero che non lo facciano adesso quando finisco come prima, perché sennò veramente qualcuno perde il posto e anche la testa. Adesso vediamo, adesso guardo direttamente se è in linea lui. È in linea, quindi se sta guardando probabilmente gli taglio la testa, se non mi dice che sto andando male. E quindi noi ci rivediamo sempre qui, sempre su Fishamber Channel, quando? Domani? Sì. L'anno prossimo? Sì, tutto corretto. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo tra meno di 10 minuti con la terza parte della grande diretta. Ciao. Allora, vediamo se riusciamo anche a fermare questa trasmissione. Sì. Grazie per averci seguito, ciao!